Gianluigi Tiberio, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Udine, lo vediamo con noi collegato per discutere di quello che è il prossimo DL sanitari, ovvero chi lavora a contatto con i pazienti, l'obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19 ed sarebbe prevista in questa bozza, su questo testo che stanno lavorando anche 3 ministeri, giustizia, sanità e il lavoro, la sospensione o perfino il licenziamento per chi si rifiuta. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, veniamo a questo tema principale. Vaccini obbligatori, si parla di obbligatorietà per chi lavora a contatto dei pazienti. Cosa ne pensa? Diciamo che noi abbiamo l'obbligo di tutelare i nostri pazienti e quindi di dare una situazione, una prestazione in sicurezza per tutti i pazienti, e quindi lavorare in sicurezza significa non essere possibili fonte di contagio, e quindi a mio avviso è corretto che l'operatore sanitario che possa essere a contatto col paziente sia adeguatamente protetto e vaccinato e in grado di non contagiare i suoi pazienti. Si rischia di aprirsi dei contenziosi, secondo lei? Bah, io credo che se la legge viene fatta in maniera corretta, che possa eventualmente prevedere che chi non vuole vaccinarsi può essere addetto a situazioni non a contatto con i pazienti, si può risolvere facilmente. Ecco, si parla appunto di, rendendolo obbligatorio questo vaccino, che ci sia un'ipotesi di un cambio di mansioni come alternativa alle sanzioni che si stanno definendo, però si parla anche di sospensione e perfino licenziamento. Sì, diciamo che questo è il pourparlers, vediamo cosa verrà fuori. Bisogna pensare anche che ci sono delle persone che hanno per ovvi motivi o per propri motivi la possibilità o la non possibilità di vaccinarsi. Senta, com'è andata questa terza ondata? Sta mettendo a stress continuo il vostro operato, quello dei medici, di medicina generale? Com'è la situazione? Purtroppo sì, stiamo vivendo praticamente il picco della terza ondata. Forse in questi giorni si sta cominciando a vedere una leggera flessione. Speriamo che i dati che ci stanno arrivando vengano confermati nei prossimi giorni. L'effetto della zona rossa, che è iniziata l'altra settimana, si dovrebbe vedere in questa settimana, speriamolo. Le terapie intensive sono un po' in sofferenza. Ecco, si parla, ed è uno dei temi di oggi, che riguarderanno questo incontro tra il governo, dove abbiamo detto più volte, Draghi e la Gelmini, insieme alle regioni, di possibili riaperture. Dall'altra parte ci sono quelli che, dalla parte del governo, che vorrebbero creare questo, diciamo, scudo, queste chiusure fino, diciamo, agli inizi di maggio, compresa la festività del primo 2-3 maggio. Dall'altra parte le regioni e magari qualche forza politica che chiede di fare una riapertura graduale. Troppo presto per arrivare a questa riapertura, secondo lei, in base ai dati che voi avete, in base anche ai medici che lei consulta tutti i giorni? Ma i nostri dati ci stanno dicendo che forse è troppo presto, e quindi bisogna fare fede sulla bontà dei dati e sulla capacità di arginare quelle che possono essere la progressione dell'epidemia. Arrivare a un punto in cui le terapie intensive sono sature e non riescono più ad accogliere i pazienti significa poi andare incontro a delle conseguenze molto molto pesanti. Parlavamo anche in questi giorni con chi lavora in terapia intensiva, parlavamo con gli infermieri, parlavamo con i medici di base. Tante volte il tema è sempre quello, un po' quello che ci ha portato anche la regione stessa. Vi trovate come il cane che si morde la coda, ovvero c'è lo scoppio di questa terza ondata, eppure il personale è sempre quello. Difficile anche arrivare a un reperimento, è vero? Una situazione un po', si Sì. trova con la caperta cosiddetta corta. Ovviamente sì, diciamo che noi partiamo nella terza ondata da valori piuttosto alti, e quindi il rischio è che questa epidemia possa portare a numeri veramente difficili da controllare, questo è il problema.
Pass vaccinale per quanto riguarda, abbiamo visto prima anche con Breton che ieri l'ha presentato in anteprima, per viaggiare all'estero. Se si è immunizzati si può andare all'estero, lei cosa ne pensa? Beh, credo che il pass vaccinale sia una buona prospettiva per poter dare a tutti diciamo, la possibilità di muoversi più agevolmente e dall'altra parte possa essere uno stimolo a chi non vuole vaccinarsi a procedere a farlo. Quindi lo ritengo una cosa giusta, uno strumento giusto. Senta, glielo chiedo l'ultima cosa, qual è l'appello che voi lanciate come Ordine dei Medici in questo momento alla Regione che ha cercato insomma, di supportarvi nel vostro tipo di lavoro, o nello specie anche all'assessorato alla sanità? Che cosa si deve fare di più per questo, io l'ho chiamato prima ma magari potrei anche sbagliarmi, per questo rush finale? Ma la cosa più importante da fare è vaccinare senza indugi, ma sappiamo che il vaccino non è così disponibile a dosi piene. Appena lo sarà, credo che la soluzione migliore sia quella di procedere in maniera rapida a vaccinare il maggior numero delle persone. Adesso procediamo con le persone un po' a rischio e con le persone anziane. Appena possiamo farlo, vacciniamo tutti indistintamente. Ecco, questa è la procedura che ci aiuterà a uscire da questa pandemia. Veramente l'ultima cosa, metto anche un po' di sale in questa intervista perché oggi leggevo per esempio che l'Associazione Nazionale Magistrati dice vaccinateci altrimenti si fermano i tribunali, ovviamente sono altri, non sono suoi colleghi ma un altro tipo di categoria. Cosa ne pensa alla fine di alcune categorie che pressano per cercare di essere vaccinate ma magari ci trovano... No, con tutto rispetto, magistrati giovani, quando in verità magari servirebbero di più per anziani. Vediamo anche i dati per esempio delle case di riposo, dove alla fine i contagi sono quasi pari a zero alla fine, e sono quelli che erano maggiormente interessati dalle morti, dai decessi e dai problemi. Cosa ne pensa quando sente queste categorie che dicono ci fermiamo se non ci vaccinate? Ma lei ha sottolineato una cosa molto importante, che appena vaccinati le persone, l'incidenza del contagio si abbatte notevolmente. Trovo che tutti i cittadini abbiano il giusto diritto a essere vaccinati, però trovo anche giusto che ci siano delle priorità e che facciano conto le priorità dei maggiori rischi legati all'età. La pandemia ci ha insegnato che gran parte dei rischi vengono nelle persone più anziane. Con questo non vuol dire che i più giovani siano meno a rischio, sono molto meno a rischio, ma non sono a zero rischio. No? Sappiamo che il 70% dei morti sono appannaggio dell'età oltre 80 e poi man mano tendono a diminuire man mano che andiamo giù con l'età. Quindi credo che sia anche giusto procedere secondo quelle che sono le tabelle di rischio che questa pandemia ci ha insegnato a imparare. Insomma. Grazie Presidente per questo suo intervento, la lascio ai suoi impegni che immagino siano numerosi. Grazie a voi, buona giornata.